Sorpresa. Brava. Anna, ciao. Anna, entro adesso? Brava, brava. Sì. Non lo so, guarda. No, non riesco. Sono sempre. Poi andrò Buongiorno. Cosa sei? Il suo nome, prego. Mi chiamo Lella Poletti di Milano. Ecco qua. Ecco, Lella Poletti di Milano, prego, si può accomodare? Il suo nome, prego. Deus eu Lucia Belletu de Pirri. Si accomodi. È così nosi. Ita se venius a discutere in questa corte? Io sono Lella, continentale di Milano, dove ho incontrato Lucia Belletu. Appena l'ho vista mi è piaciuta, era troppo simpatica. È tutto filo liscio per noi, fin quando non sono venuta in Sardegna per le feste di Natale. Perché? Cosa è successo in Sardegna per le feste di Natale? È successo che a casa di Lucia mi hanno fatto mangiare cose bruttissime, orrende. Lucia, poi ti ha fatto a papà cosa brutta, sa amica tua? Non da ponga, menti che mamma mia riesce qua tutto. Cosa legge mi ha fatto a papà e gusta a Milano? Ma insomma, si poi riuscita, si che tesa cropus. Lella, cosa ti hanno dato da mangiare? Signor giudice, io sono venuta qui poco prima di Natale e per il cenone mi hanno messo nel piatto un mazzo legato stretto di interiora di agnello. Guardi che loro la chiamano maccia minetu, che schifo. Lucia, e postei ita papau. Senti che ti domande di me, tu mi sei intendi ramali. A mi manti posta annanti un prato che a into ci fia una rana. Ai ci manna, tu scosciara. Portare su ai ci manna tu. Leggia gussarana. Gesù Maria, mi sei intendi ramali. Non è vero, si è sentita male perché è golosa. Lucia, ti sarà parlato tu? Mangiata? Se l'è ingoiata tutta una volta, sembrava una morta di fame. Perché non la smetti di dire fesserie? Lo sai perché ho fatto così? Sì, ho detto così, ma a casa mia non ti ha creduto nessuno. Tu ne volevi altra perché sei golosa, hai mangiato come una disperata. Signor giudice, adesso usa berirari. Fui veramente disperata. Poi non fai butta fiura la sentito sul prato, mi da sei a bocconare a tutta un'orta. E poi non mi sei a boffina sicuraai. Leita, signor giudice, poi mi gussarana, fui ancora via. Che orrore! Lucia! Ma secondo lei, se fosse stata viva, sarebbe rimasta nel piatto? In questa sede le domande le faccio io. Lella, secondo te, se la donna era ancora viva, era rimasta nel piatto? No, ma quando mai avrebbe saltellato? Signor giudice, pomimmi gusarana, se fui poco morta, fu pago via. Sta dicendo così per discolparsi del suo errore. E perché la minestrina te la sei mangiata? Allora, signorina Lucia, ma la minestrina l'ha fatta. Le rane le fatte in minestra? Che brava. Noi la lessiamo e con la minestrina e con il brodo ci facciamo la minestrina. Che orrori, Lucia. Che orrori, Lucia, ti sei preparata la sua minestrina? Gesù, ci teresi, io ne manco tu siamo. Allora, facciamo ordine. Lucia ha mangiato minestrine e rane in brodo. Che orrore, Lella! Tu hai mangiato maccia minetu. Lella, com'era?
Signor giudice, schifoso! Tutti questi legacci maleodoranti. E io incuriosita volevo sapere cosa c'era in mezzo a questi legacci. Cosa c'era? Signor giudice, cosa non c'era? Era come un laboratorio anatomico. Cuore, fegato, polmoni. Io mi sono sentita male appena l'ho visto. E loro? Tutti ridendo. E io mangiavo e piangevo. Che orrore! Cosa chiede a Lucia? Voglio tutti i soldi che ho speso per questa vacanza di Natale. Lucia, intendi rasi? Sì, già dopo intendira. E te rispondi, si donasa? Manco ci pensai, non donco manco uno franco. Vanda bene, mi ritiro per deliberare. Mi stai facendo passare come una morta di fame. Lo sai che a me le rane non mi piacciono. Noi in Sardegna le rane le lasciamo in sacungerua. Noi invece sul maciaminetto lo buttiamo nella spazzatura. In base a essa richiesta da parte dessa signorina Lella a signora Lucia, non parire s'accolta, poitta che si funte scambiarasa isprivatessa de sabide in sorum. Mi dispiace di signorina Lella, lo so sarto se non pagasa nessuno, su può bene a papà e nosi, chi poi di scioperai si duvagara. Invece di Lucia, potui, chi ti serve a scramento e a ricordarindi del sudicio antico, amiche buoi dei paesi tuoi. Così è deciso, la seduta è tolta.